aveva messo a segno 40 furti in 4 mesi, 5 gli arrestati a Favaro Veneto e a Spinea, la base operativa dove si decidevano i colpi. A Sottomarina di Chioggia, bus fuori controllo si schianta contro 8 auto parcheggiate distruggendole, un malore dell'autista, un 47enne di Padova, la causa del sinistro. 60enne salvato da infarto grazie al defibrillatore, torna alla stazione di Mestre per ringraziare i suoi soccorritori, i poliziotti della Polfer che per primi lo hanno soccorso. Siamo con chi difende il lavoro, così oggi al presidio della Speed Line di Santa Maria di Sale il presidente della Stampa Giulietti con la segretaria del sindacato Andolfatto. Insufficienti le disposizioni della Regione per tamponare il disagio causato dai medici di famiglia andati in pensione, lo sostiene il sindacato regionale dei medici. Favorevole a spostare in estate il prossimo Carnevale di Venezia, bisogna evitare i presupposti di aggregazione, parole del senatore veneziano del Partito Democratico Andrea Ferrazzi. La Befana è arrivata in anticipo già questo pomeriggio al quartiere Pertini di Mestre, 150 le calze distribuite ai bambini e ai nonnini grazie ai volontari dell'associazione Pensionati. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi i titoli, ma in primo piano l'attesa per il nuovo decreto del governo, dunque obbligo vaccinale, Super Green Pass e misure per la scuola, queste le decisioni dopo la cabina di regia. Da quanto emerge gli over 50 potranno andare a lavorare solo con il Super Green Pass che si ottiene con il vaccino o la guarigione dal Covid, mentre per chi ha più di 50 anni e non lavora scatterà l'obbligo del vaccino. Nel nuovo decreto, stando a quanto è emerso dalla cabina di regia, potrebbe essere previsto anche la necessità di esibire il Super Green Pass, la certificazione che attesta l'avvenuta vaccinazione o la guarigione dal Covid, anche per accedere negli uffici comunali, andare in banca dal parrucchiere o dall'estetista. Ma si ipotizzano restrizioni anche per gli stadi e palazzetti dello sport, considerando che molti calciatori di squadre di Serie A sono positivi. Altri dossier in discussione è quello della regola per la DAD a scuola, confronto serrato durante l'incontro tra regioni e governo. I governatori chiedono di abbassare per le superiori a 3 contagi in classe la soglia che farebbe scattare la DAD. Il numero indicato dal governo invece sarebbe 4. Tra le richieste i presidenti di regione ribadiscono la necessità che il CTS si esprima sulla data di ripresa delle scuole. Tra le proteste più accese dei governatori la questione sulle difficoltà legate al sistema di tracciamento. Diversi governatori hanno discusso sull'utilità o meno dei tamponi agli asintomatici che dicono sottraggono risorse umane per le vaccinazioni e attività ordinaria. Ed ora siamo alla cronaca. Bloccata dai carabinieri della compagnia di Piove di Sacco una pericolosa banda di albanesi autori anche di un pestaggio. Determinati, meticolosi e molto attenti a coprire le loro tracce, i 5 arrestati avevano messo a segno 40 furti in 4 mesi. Avevano la loro base operativa in un condominio di Favaro Veneto, in un appartamento di Spinea, la banda di 5 albanesi specializzata in furti in casa, fermata dai carabinieri di Piove di Sacco. Un'indagine partita a fine settembre dopo il furto di una potente BMW in un'abitazione di Polverara. Da qui, grazie a pedinamenti, appostamenti, intercettazioni, i carabinieri sono riusciti a ricomporre un intricato puzzle e a dare un volto ai componenti della banda, attentissimi a coprire ogni loro possibile traccia. Specializzati nel furto di auto di grossa cilindrata che poi usavano per le loro quotidiane scorribande dal tardo pomeriggio all'alba tra Padova, Venezia e Treviso, ma anche in Friuli e persino in Toscana, i 5 ripulivano con cura ogni traccia, portando i mezzi in autolavaggi come questo nel Trevigiano, dove aspiravano tutto. Le autovetture che utilizzavano, soprattutto quelle rubate, le pulivano al termine della uscita dove si recavano a fare i furti, nel timore di aver lasciato involontariamente contanti digitali su cui i rilievi dell'arma potessero poi trovare riscontro con nomi o cognomi. Nessun telefono era acceso durante le scorribande per comunicare tra loro. I 5 che entravano in case vuote ma anche in piena notte con i proprietari all'interno utilizzavano ricetrasmittenti. Nelle case dei 5 sequestrati oggetti preziosi, capi di abbigliamento, occhiali, 2.500 euro in contanti,
aggravdanti, furti ma anche un violentissimo pestaggio a colpi di mazza da baseball a dicembre ai danni di un connazionale titolare di un bar di Noventa Padovana per motivi ancora sconosciuti e lo speronamento a novembre di un'auto dei carabinieri a Vigonza. Armati, sequestrate anche 4 pistole e pronti a tutto, i 5 che in 4 mesi avevano messo a segno una quarantina di colpi sono accusati di associazione a delinquere, furti e lesioni gravissime. Perché i soggetti erano estremamente pericolosi da un lato e avevamo avuto degli indizi che potessero fuggire dall'Italia, motivo per il quale abbiamo proceduto con i fermi. A Sottomarina di Chioggia, bus fuori controllo si schianta contro 8 auto parcheggiate distruggendole, un malore dell'autista la causa del sinistro. Tragedia sfiorata questa mattina a Sottomarina di Chioggia intorno alle 7:30 in Viale Umbria. 8 le auto distrutte a causa del malore dell'autista padovano di 47 anni di Bus Italia. Il malore mentre era al volante e aveva il piede premuto sull'acceleratore, con il bus finito fuori controllo e che ha terminato la corsa sulle auto parcheggiate e in sosta e contro un albero abbattendolo, come è possibile vedere dalle immagini girate da un residente. Fortunatamente in quel momento nessuno tra i proprietari delle auto si trovava all'interno dell'abitacolo, né c'erano pedoni in transito lungo l'area. Tuttavia ha richiesto i soccorsi non soltanto l'autista padovano, ora fuori pericolo, ma anche una signora che, vedendo la sua auto distrutta, si è sentita male a sua volta. L'autista non si sentiva bene già dal mattino. Nel bus non c'erano fortunatamente passeggeri perché stava facendo il percorso a vuoto dal deposito al capolinea. Sul posto, per i rilievi, gli agenti della polizia locale. 60enne salvato da infarto grazie al defibrillatore è tornato alla stazione di Mestre 3 mesi dopo per incontrare personalmente i suoi soccorritori, i poliziotti della Polfer che gli hanno salvato la vita e ringraziarli. Il salvataggio è avvenuto lo scorso 15 settembre quando in stazione in attesa di prendere il treno con la moglie il 60enne si era accasciato a terra privo di sensi, colto da infarto. Gli agenti della Polfer subito intervenuti gli hanno praticato le prime manovre salvavita insieme al capotreno utilizzando anche il defibrillatore presente a bordo del convoglio fermo sul binario. Ora ristabilitosi dopo le cure, il 60enne assieme alla moglie ha deciso di andare personalmente ad esprimere la propria gratitudine ai poliziotti. Siamo con chi difende il lavoro, così oggi al presidio della Speedline di Santa Maria di Sala il presidente della Federazione della Stampa Italiana Giuseppe Giulietti con il segretario del Sindacato dei Giornalisti del Veneto Monica Andolfatto. Stanno lottando non per una piccola vicenda personale. Qui sta accadendo una cosa gravissima, che si può cacciare, licenziare, chiudere senza ragione, senza motivo, senza preavviso, senza contrattazione. Quello che sta accadendo a Santa Maria di Sala, da oggi poi, se non dovesse essere fermato, potrà accadere ovunque. Così Giuseppe Giulietti, presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, al presidio della Speedline per esprimere la solidarietà dei giornalisti agli operai. Siamo con chi difende il lavoro, gli echeggia la segretaria regionale dei giornalisti veneti. Come ha detto il presidente, noi siamo qui innanzitutto per ringraziare questi lavoratori che da inizio dicembre hanno trascorso notti, giorni qui davanti per la dignità soprattutto del lavoro e perché la loro battaglia è la nostra battaglia, perché la battaglia per il lavoro è una battaglia che riguarda ognuno di noi. I vertici del giornalismo italiano e veneto insieme a Tabina di Santa Maria di Sala con la delegazione dei 600 dipendenti a rischio licenziamento che salgono a quota 800 con l'indotto per denunciare le anomalie di questa vicenda, raccontare quello che non va e può essere corretto in attesa degli sviluppi dell'incontro al Mise di venerdì prossimo 7 gennaio. E noi lo diciamo sempre, nessuno si salva da solo. Il giornalista è dentro la società, la descrive, la racconta, però la vive anche sulla propria pelle e purtroppo anche la dimensione del precariato. Per Giulietti questa della Speedline una tagliola che calpesta non soltanto l'articolo 3 della Costituzione con la dignità del lavoratore, ma a rischio pure l'articolo 21 sulla libertà di stampa. E se posso cancellare gli articoli della Costituzione sul lavoro e la contrattazione, posso anche cancellare gli articoli sulla libertà di informazione. Ecco perché siamo qui, non solo per solidarizzare con loro, ma per solidarizzare con tutti quelli che potrebbero finire in questa tagliola.
Le disposizioni della Regione per tamponare il disagio causato dai medici di famiglia andati in pensione sono insufficienti, dice Maurizio Scassola, segretario regionale di Medici di Famiglia del Veneto. Il titolo stesso della delibera determina nella eccezionalità e temporaneità del provvedimento la situazione, ma questo è un provvedimento tampone che non risolve i gravissimi problemi della medicina generale e della popolazione in generale del Veneto. Il sindacato dei medici di medicina generale di Venezia non digerisce la proposta della Giunta regionale del Veneto, varata su proposta dell'assessore alla sanità Manuela Lanzarin, in materia di assistenza primaria e di continuità assistenziale. Disposizioni temporanee ed eccezionali in tempi di Covid, coperte con 52 milioni di euro per sopperire all'attuale carenza di medici nel territorio regionale, portando su base volontaria l'aumento da 1.500 a 1.800 assistiti per ogni medico di medicina generale in attività e fornendo loro un'indennità annua per avere il collaboratore di studio con 2 euro per assistito in carico. Misure tampone insufficiente per Scassola. Nei prossimi 10 anni entreremo in area rossa per mancanza di medici. Questi aiuti sono un sistema tampone che va a rincorrere le continue falle del sistema regionale e nazionale, e questo è preoccupante. Noi non possiamo più rincorrere le vicende, noi dobbiamo progettare un nuovo futuro da subito, perché abbiamo già i modelli, abbiamo già discusso con la Regione da tempo, i modelli ci sono, è una decisione politica che va fatta e bisogna avere il coraggio di prendere queste decisioni. L'obiettivo per incrementare il numero dei medici di base è evidente per il sindacato. Rendere più appetibile la professione del medico di medicina generale. Oggi non è più appetibile, lo vedete tutti nell'accesso agli ambulatori, i medici sono oberati di lavoro, fanno fatica a programmare anche la normale routine clinica, sono così compressi dai tamponi, dalle procedure di contumacia. Abbiamo bisogno di liberare i medici da questo e di tornare alla clinica. Favorevole a spostare in estate il prossimo Carnevale di Venezia, così il senatore veneziano del Partito Democratico Andrea Ferrazzi. Bisogna evitare i presupposti di aggregazione. Plaude all'idea di spostare in estate il Carnevale di Venezia anche il senatore veneziano del PD Andrea Ferrazzi, ipotesi da contemplare senza alcun tipo di stigma, dice. Ma certamente sarei favorevole a ripensare un modello di carnevale che non può essere quello del carnevale in tempo normale. Ci sono le condizioni peraltro perché questo possa essere l'ultimo carnevale in che ci vede in grave difficoltà. Allora cerchiamo di preparare le occasioni in modo tale che nel carnevale prossimo invece questo tipo di problemi non si presenti. Necessario agire con prudenza nell'organizzare ogni tipo di evento che contempli il ritrovarsi insieme in gruppo. Cautela e accortezza, parole d'obbligo in questo specifico periodo, spiega. Agirei con prudenza, ricordando peraltro che tutte le forme di aggregazione sociale molto spinte sono quelle che fanno sviluppare il virus. È di oggi una notizia che le grandi sfilate della moda italiana e nazionale, che sono uno dei settori fondamentali dell'economia nazionale, sono state rinviate perché responsabilmente hanno capito gli imprenditori del livello di Armani e molti altri che forse non era il caso in questo momento di utilizzare manifestazioni di questo tipo. Ecco. La Befana è arrivata in anticipo al quartiere Pertini di Mestre per distribuire anche quest'anno le calze bambine ai nonnini del quartiere. Nel mese che precede l'Epifania i tanti amici e volontari dell'Associazione dei Pensionati hanno preparato 150 calze ricche di dolciumi di ogni sorta da donare ai più piccini. Non solo, come se non bastasse, dal gazebo allestito nel piazzale della chiesa sono stati regalati innumerevoli peluche, giocattoli e libri per ogni età. La Befana è riuscita a portare un po' di felicità a chi ne ha più bisogno. Ed ora siamo alla nostra rubrica Il tuo presepe. Voi telespettatori potete raccontare con le immagini le vostre creazioni. Manderemo in onda i video che ci invierete su WhatsApp al numero 351 1755340. Ci raccomandiamo che i filmati siano della durata di almeno 20 secondi e le riprese fatte in orizzontale. Specificate il vostro nome e cognome, il vostro comune di residenza. Potete anche registrare i vostri auguri e la descrizione del vostro presepe. E dunque
Prima di salutarvi vi lascio alle immagini delle presepe, le creazioni di Falena Bulegato, di Chirignago, Irene di Eraclea, Marina Borino di Mestre. Subito dopo queste bellissime immagini delle vostre creazioni ci saranno le previsioni del tempo. A me non rimane quindi che salutarvi, lasciarvi a queste immagini. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Approfitta dell'ecobonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL a San Donà di Piave. Contattaci per un preventivo gratuito. Benvenuti al Meteo. Epifania, migliora il tempo sul nostro territorio. Dopo il passaggio instabile torna l'alta pressione e dunque anche il sereno. Vediamo il dettaglio di giovedì 6 gennaio. Sul Veneto la giornata che di fatto chiude le festività natalizie si caratterizzerà per il bel tempo. Non si verificheranno precipitazioni, qualche addensamento ancora al mattino, a seguire tanto sole, al massimo con qualche velatura. Temperature in lieve calo, minime tra -1 e 3 gradi, massime comprese invece tra i 3 e i 9 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo un ampio soleggiamento, qualche nube ma senza ulteriori conseguenze e sarà in prevalenza sereno. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime sugli 8-9 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, lo vedete, sarà una splendida giornata all'insegna del sole ovunque. Temperature minime intorno ai -2 gradi, massime sui 4-5 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Approfitta dell'ecobonus 50% e sostituisci i tuoi serramenti. Soluzioni SRL a San Donà di Piave. Contattaci per un preventivo gratuito.